essere. Femminicidio a Cavarzere, la 37enne Mayla Beccarello ammazzata di botte dal marito 35enne nella loro abitazione. L'uomo era agli arresti domiciliari per una tentata estorsione. Treviso, bimba immunodepressa costretta a stare a casa perché due compagni non vaccinati si ammalano di varicelle. Il caso finisce in procura. Aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo lo schianto di ieri pomeriggio sul passante nel quale ha perso la vita una 72enne. Intanto ad Agugliaro nel Vicentino si piange la fine del 42enne che con l'autocisterna è morto nell'esplosione dell'A14. 62 anni fa la tragedia di Marsinella, 5 veneti tra le 262 vittime del disastro della miniera. Il ricordo del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Il grido di agonia dei pescivendoli al mercato ittico di Rialto, senza più veneziani stiamo chiudendo uno dopo l'altro, la mobilitazione delle associazioni, ogni giorno qui a fare la spesa. Spaventato era sparito dal luogo dell'incidente dove la sua padrona era morta in tangenziale a Mestre, cagnolino maltese ritrovato dai volontari dell'EMPA. Al via Jesolo la campagna dell'ULS 4 non tuffarti, non rovinarti la vita, troppi casi di incidenti drammatici per le bravate in spiaggia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, ed è un'edizione che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca dell'ennesimo purtroppo femminicidio nella nostra regione, una terribile vicenda di violenza con un marito che uccide letteralmente di botte la moglie nella loro abitazione. Accade tutto a Cavarzere questa mattina, e a Cavarzere in questo momento per noi a seguire questa terribile storia c'è Tiziana Bolognani, che sento in diretta telefonica con noi. Allora Tiziana, raccontaci cosa è successo a Cavarzere. Sì Nicola, buongiorno a te, innanzitutto buongiorno a te al studio. Esattamente come hai detto tu nell'introduzione, questo uomo di 35 anni ha massacrato letteralmente di botte, ha finito sua moglie di botte, la moglie 37enne. Probabilmente la lite è iniziata in casa e non ne conosciamo evidentemente i motivi, e poi la donna è stata uccisa fuori dalla porta di casa, perché quello che si è riusciti a vedere, i carabinieri della scientifica si sono allontanati da pochissimo e hanno sottoposto il locale, la casetta in via Regina Margherita, a sequestro. Quello che noi riusciamo a vedere è una scena davvero raccapricciante. Ci sono schizzi e chiazze di sangue ovunque, sul muro, sulla porta d'ingresso di casa, su una sedia di plastica, quelle da esterno, sul selciato. Davvero una scena raccapricciante. È stato l'uomo Natalino Boscolo Gemello, di 35 anni, originario di Sottomarina, a chiamare questa mattina all'alba il 118 ed è riuscito a pronunciare solo queste parole: ho combinato un guaio. Il 118, quando è arrivato qui in via Regina Margherita, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che era irriconoscibile, aveva il volto irriconoscibile. La vittima si chiama Mayla Beccarello, è originaria di Mirano. Entrambi vivevano qui a Cavarzere da luglio dell'anno scorso, e la data è importante perché è dal mese di luglio del 2017 che l'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari ed era detenuto e stava scontando una condanna di 1 anno e 8 mesi per i reati di tentata estorsione e di violenza privata commessi anni fa. Lui è un ex pescatore di Sottomarina, nella zona di Chioggia, e probabilmente pare che questi reati siano stati commessi in ragione di un debito che l'uomo voleva fosse sanato, riparato, e si parla addirittura di una sorta di investimento organizzato al quale aveva partecipato anche la vittima. Nessuna denuncia allo Stato risulta alla stazione dei carabinieri di Cavarzere, né tantomeno a quella di Chioggia, da parte della donna per maltrattamenti, né i vicini di casa, per i quali però è giusto e doveroso secondo me sottolineare
l'omertà, il silenzio, tutti dicono di non avere sentito nulla, di non conoscere la coppia, di non averla mai vista, quindi i vicini dicono che non hanno mai sentito la coppia litigare e quindi tutte le ipotesi dei carabinieri che stanno investigando sono evidentemente aperti. Potrebbe esserci stato un litigio, probabilmente qualcuno dice anche un colpo di calore, ma insomma evidentemente quest'uomo sarà sottoposto anche ad un accertamento medico approfondito per capire che cosa sia accaduto realmente questa mattina all'alba. Come vi dicevo, nessuno ha sentito nulla, ma è evidente che lo shock che abbiamo potuto registrare dai passanti è evidente, è palese. La coppia era una coppia entrambi disoccupati, nessuno dei due lavorava, probabilmente qualcuno dice vivevano di un sussidio che gli passava loro il comune. Non sappiamo però se il comune di Cavarzere, quindi noi tra pochissimo ci recheremo in municipio per conoscere più approfonditamente questa storia, che forse sembra anche una storia di disperazione proprio a causa di una mancata occupazione, di un mancato lavoro. Avevano 3 cani di grossa taglia, questi cani questa mattina sono stati prelevati dai carabinieri e portati qui alla canile del comune di Cavarzere per essere ricoverati. La coppia viveva con la mamma di Maila Beccarello, che 3 giorni fa si era allontanata per andare a trovare il figlio. Questa mattina evidentemente la notizia è stata portata dai carabinieri e potete immaginare lo shock e il dolore profondo. Dicevi tu, è l'ennesimo femminicidio nei confronti del quale un reato atroce, nei confronti del quale evidentemente nessuno è in grado di porre riparo, di percepire anche il minimo segnale di allarme per poter proteggere in maniera definitiva e risolutiva una donna. Nicola. Grazie mille Tiziana, ovviamente grazie del collegamento, sei stata esaustiva e ovviamente tutte poi le informazioni ulteriori per capire come è nata questa vicenda, come ha avuto il suo tragico epilogo. Questa sera un'ampia documentazione nei nostri telegiornali, a partire dal telegiornale del Veneto e poi evidentemente nel telegiornale di Venezia. Adesso da Cavarzere, da questa terribile vicenda, a una vicenda invece che fa discutere, perché si parla di vaccinazioni, o meglio di una bimba immunodepressa che nel Trevigiano, costretta a stare a casa perché 2 compagni che non erano invece vaccinati saranno ammalati di varicella. Allora il caso è finito in procura. Ha presentato denuncia in procura la famiglia che in primavera fu costretta a tenere a casa la figlioletta perché in classe 2 compagni non vaccinati si erano ammalati di varicella. La piccola, all'ultimo anno di scuola materna, aveva un deficit immunitario. La scuola della provincia di Treviso non ha allontanato i 2 bimbi non vaccinati, come invece avrebbe dovuto, visto che a maggio vigeva l'obbligo di copertura per gli alunni della scuola dell'infanzia, pena l'esclusione. Per questo motivo i genitori della bambina hanno depositato un esposto ipotizzando i reati di omissioni d'atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia. Nel mirino dunque la scuola, un'azione giudiziaria che potrebbe fare giurisprudenza anche per altri fatti analoghi. Gli stessi genitori hanno già annunciato di volersi costituire parte civile nel processo a carico di Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria di 32 anni accusata di non aver vaccinato migliaia di bambini tra la Marca e Udine. Anche su un'analoga iniziativa intrapresa proprio da 2 coppie di Udine sta andando verso l'archiviazione. Ed ora i terribili incidenti stradali di questi giorni, a partire dall'incidente di ieri nel primo pomeriggio sul passante a Mogliano Veneto, nel quale ha perso la vita la 72enne Livia Righi, che come abbiamo raccontato ieri si trovava in auto col marito e la cognata quando è stata tamponata da un tir con targa ungherese all'altezza appunto di Mogliano Veneto. È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale, ovviamente sulla vicenda per accertare esattamente le cause della dinamica e le responsabilità. Intanto ad Agugliaro nel Vicentino si attende la data dei funerali del 42enne Andrea Anzolin, il
l'autotrasportatore vicentino appunto che si è schiantato con la sua autocisterna provocando suo malgrado l'inferno, così è stato chiamato, di Borgo Panigale nel Bolognese. È solo il frenetico cicaleccio a riempire il grande vuoto di questa casa. Andrea non vi farà più ritorno, la moglie Barbara non c'è e forse mancherà per qualche tempo. Il loro cagnolino sembra avvertire già una mancanza. La stessa Agugliano si sente svuotata, colpita all'improvviso da un lutto che sente come familiare. Andrea Anzolin era figlio di tutta la comunità. È morto un figlio nostro e di tutta la città, tutto il nostro piccolo paese. Un paese in cui si conoscono tutti, dove è ancora forte il senso d'appartenenza. Quel ragazzo lì l'ho accompagnato a scuola col bus, anche i loro fratelli, conoscevo tutti, una famiglia seria, serissima, gente, lavoratori. Una famiglia di agricoltori, quella di Andrea, che prende presto la patente anche per i mezzi pesanti. Sarà autista a Noventa, poi all'Onigo. Alla Loro lavorava da quasi 10 anni. Agugliano intanto è già listata a lutto. I drappi neri hanno legato le bandiere istituzionali, che non era ancora mezzogiorno, pronte per le celebrazioni dei funerali, quando sarà lutto cittadino. Anche se il lutto ha già fatto il suo ingresso in tutte le famiglie del paese. Tutti abbiamo dei figli e sappiamo cosa sono i figli. E mi scusi, sono un po' emozionato perché direttamente o indirettamente ha toccato anche la mia famiglia. Ed è una lunga scia di sangue anche nel Padovano in questi giorni, con 5 morti in 48 ore. Sugli incidenti vanno avanti le inchieste. Indagato l'autista del mezzo pesante tamponato sulla A4 lunedì. Alessandro Bontempi, 26 anni, Alex Vintu, 19, morti nell'incendio del furgone su cui viaggiavano sulla A4 lunedì mattina. Andrea Zoia, 52 anni, finito fuori strada con la sua auto a Piacenza d'Adige sempre lunedì. E ancora Stefano Esposito, di Borgoricco, 49 anni, e ultimo, martedì pomeriggio alle 14 a Legnaro, Nicolae Toiu, suo coetaneo. Un bollettino di guerra sulla strada in giornate di ferie e vacanze, incidenti su cui proseguono le indagini, sul tragico schianto cui è seguito un rogo avvertito a chilometri di distanza, avvenuto in autostrada nel territorio di Villafranca Padovana. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e nemmeno chi dei 2 giovani bresciani fosse alla guida del furgone, all'interno del quale è scoppiata una bombola di gas. Indagato come atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti necessari, l'autista del mezzo pesante tamponato viaggiava sulla sua strada in modo regolare, ha detto. Tutto da chiarire anche la dinamica del grave incidente di martedì pomeriggio a Legnaro sulla Piovese. Nicolae Toio sul suo scooter viaggiava in direzione di Padova, da senso opposto giungeva il mezzo pesante, un sorpasso azzardato, un malore. Il 49enne di origine romena ma residente in città ha perso il controllo dello scooter che si è scontrato frontalmente con il camion. Lunghe le code su un'arteria sempre molto trafficata e un piccolo incidente si è registrato in queste ore anche lungo la strada regionale del Santo, tra gli svincoli di Reschigliano e Cadoneghe. Uno scooter si è scontrato con un'auto, ma a parte rallentamenti solo feriti in modo lieve. È stato un malore fatale alla guida invece a tradire una 53enne di Giavera del Montello nel Trevigiano, morta mentre rientrava a casa dopo aver partecipato a una funzione per un parente defunto. Stroncata da un malore mentre rientrava a casa dopo aver partecipato alla recita del Rosario per un parente defunto. È morta così ieri sera Rosanna Fava, 53 anni, di Giavera del Montello. A causare il decesso non lo schianto dell'auto contro un palo, ma con ogni probabilità un infarto. A chiamare i soccorsi i residenti di via Levada a Povegliano quando hanno visto l'auto della donna uscire di strada e finire contro un palo. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. La donna è spirata praticamente sul colpo. Pare che già durante la funzione per commemorare il parente defunto, anch'egli per infarto, la donna avesse accusato le prime avvisaglie del malore che poi non le ha lasciato scampo. Rosanna Fava gestiva una lavanderia industriale, lascia il marito e 2 figli. Una data, una ricorrenza che di anno a anno ricorda ancora una volta l'importanza della sicurezza sul lavoro. 8 agosto 1956, 62 anni fa, il disastro di Marcinelle in Belgio, nella miniera
di carbone morirono 262 minatori, tra cui 136 emigranti italiani e 5 di loro erano veneti, come ha ricordato in queste ore il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, rendendo omaggio alle vittime sul lavoro in generale, tema di strettissima attualità. Dino Della Vecchia di Sedico, Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna, Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Questi i nomi dei 5 veneti periti nel disastro di Marsinello. Unisco il loro ricordo, ha detto Ciambetti, al pensiero che tutti dobbiamo ai troppi lavoratori morti sul lavoro nel nostro paese. E adesso a Chiampo nel Vicentino, dove continua il lavoro dei Vigili del Fuoco per l'incendio che ha aggredito il tetto di una chiesa. Ci racconta gli ultimi aggiornamenti Gabriella Basso in diretta telefonica per noi proprio da Chiampo. Gabriella. Buongiorno da Chiampo, dove i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro sul tetto della chiesa del Beato Claudio. 1500 metri quadri di tetto che lunedì scorso sono andati a fuoco. La causa, ricordiamo, una scintilla che ha colpito una guaina del sottotetto mentre era in sistemazione. Ancora ieri sera il fumo usciva alto in cielo, mentre stamani continua l'opera dei Vigili del Fuoco di apertura della copertura in rame, ma si temono comunque i focolai che possono ancora esserci nel sottotetto. Da una prima visita all'interno invece della chiesa sembra che il fuoco non abbia danneggiato i mosaici, ma adesso si teme l'acqua usata per spegnere l'incendio che sta inevitabilmente filtrando all'interno. Rimane ancora la disposizione del primo cittadino Matteo Macilotti ai residenti di lavare bene frutta e verdura e tenere chiuse le finestre. Da Chiampo per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie anche a Gabriella Basso. Un altro incendio, questa volta è avvenuto scoppiato l'una di notte a Mogliano Veneto, un incendio di un rustico di circa 50 metri quadri in via Tommasini a Mogliano Veneto, dicevamo all'una di questa notte. All'interno del rustico, come vediamo, c'erano 2 autovetture e c'erano soprattutto delle bombole di gas, e questo ha preoccupato ovviamente i vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto. Sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza appunto i luoghi prima che ci fossero esplosioni, e il loro lavoro è terminato alle 4 di questa mattina. Una donna bulgara di 41 anni è stata arrestata dalla polizia locale di Venezia dopo aver rubato un portafoglio a una turista spingendola ai piedi del ponte di Calatrava. L'episodio si era verificato appunto in centro storico a Venezia. La ladra aveva aggredito la donna che era assieme al marito e anche il figlio di 6 mesi. L'uomo è riuscito a bloccare la donna e a farla arrestare. Intanto invece per quanto riguarda il tema della sicurezza in casa e quindi delle razzie dei ladri in casa, c'è una zona di Preganziolo, siamo nel Trevigiano, una zona di San Trovaso in particolare, che è nel mirino dei ladri da settimane. Però hanno portato via dei monilli, di qualcosa che hanno trovato sopra, probabilmente erano disturbati e sono scesi in taverna e lì hanno rovistato, poi sono usciti per la porta della taverna e sono scappati. Insomma. Una zona maledetta, la chiamano così ormai i residenti che a San Trovaso hanno la sfortuna di abitare nell'area dell'antico Casona. Questa località, forse anche per il fatto di essere un po' isolata in mezzo ai campi, da settimane è frequentata dai ladri con cadenza sempre più allarmante. E non è solo questione di abitazioni vuote per inquilini in vacanza. Qui a far paura è che i malviventi non si fanno scrupolo di entrare in casa anche con le vittime presenti. Ma quindi c'era gente in casa che dormiva? Sì. Mia figlia con il marito. È un po' di tempo, circa un mese, che di notte ci sono dei movimenti di persone che la prima volta, un mese fa, sono entrati mi hanno detto, sono 2 case e hanno portato via poca roba. Gli ultimi episodi tra domenica e ieri, ma è da settimane che la situazione è degenerata. Furti per lo più di modesta entità, ma sufficienti a togliere il sonno ai residenti. Intrusioni e passaggi notturni dei ladri, testimoniati anche da impronte e tentativi di forzatura delle serrature. Hanno tentato, ho visto sul mio portone dei graffi che hanno tentato come di levare un vetro per mettere dentro le mani, non sono riusciti.
e hanno fatto tante case hanno fatto. Razzie che in questo periodo estivo continuano in tutta la Marca, segnalazioni di furti nelle ultime ore anche a Vascondi Carbonera, per non parlare del maxi furto a Montebelluna nella villa dell'industriale Ferruccio Badoer, imprenditore degli infissi e padre di Luca Badoer, ex collaudatore e pilota della Ferrari in Formula 1. Un colpo da 50.000 euro costituito da tappeti, argenterie e oggetti preziosi. Non è bastato alla villa essere protetta da numerosi sistemi di sicurezza messi fuori uso dai ladri. Ad agire è stata quasi certamente una banda di professionisti che ha tenuto d'occhio i Badoer, agendo solo con la sicurezza che nella residenza non ci fosse nessuno. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Venezia per parlare della battaglia per il mercato di Rialto. Rieccoci in studio, in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, dunque a Venezia con il grido di agonia dei pescivendoli al mercato ittico di Rialto, senza più veneziani, stiamo chiudendo uno dopo l'altro, dicono. Allora le associazioni avviano una mobilitazione e dicono ogni giorno qui a fare la spesa. Cioè, qui si lavora tanto, si guadagna poco, quello è il problema. Finché si guadagna poco anche si resiste, quando non si guadagnerà più siamo costretti a chiudere, insomma. Se manca diciamo, il tessuto urbano, manca la gente, chi fa la spesa? Il turista. Il turista viene, vede il mercato, fa le fotografie, magari se è su una casa in affitto prende qualcosina, ma non è una cosa che a noi ci fa tanto bene. Noi lavoriamo con i veneziani. Per adesso fino adesso si sopravvive, qui pochi residenti che si restai e poca della ristorazione, anche la ristorazione che ha grossissimi problemi perché gli ha permesso di fare piste d'esportazione, i kebab, 100.000 bar e logicamente anche la ristorazione che ne risente, non fa più come chi faceva una volta. È praticamente una morte lenta. Così, senza più veneziani, il mercato del pesce di Rialto si spegne inesorabilmente. Uno dopo l'altro i banchi scompaiono dalle un tempo affollate logge affacciate sul Canal Grande. Difficile pensare a una soluzione. C'è chi propone con amaro sarcasmo di farsi pagare per ogni foto scattata dai turisti e chi prova a inventarsi iniziative per richiamare i clienti. Ma tra la maggior parte dei pescivendoli prevale la rassegnazione. Anche un euro a foto andrebbe bene. Là, per esempio, quel mercato lì si potrebbe riunire qua perché ormai qua siamo in pochi. E là magari si potrebbe fare un mercatino rionale. Qualcosa si potrebbe fare, niente e qualcosa è sempre meglio di niente, penso. Non si che aveva darne una mano, è il comune che aveva a fare quello che aveva a fare, da tenere i residenti qua a Venezia, da tenere gli uffici qua a Venezia, no? Mandare tutte le utenze a mestre, che perlomeno i pendolari passava per il mercato di Rialto, non passa più nessuno. In soccorso degli operatori è partita in mattinata l'iniziativa del gruppo 25 aprile, associazione attiva da anni a difesa della residenzialità nella città storica. Verremo qui in massa ogni mattina a fare la spesa, promettono i militanti, e invitiamo tutti i veneziani a fare lo stesso. Passare ogni giorno e vedere che ogni 2 o 3 mesi c'è un'attività, un banco che chiude, è qualcosa che veramente ci fa percepire ancora di più la situazione della città. Per cui noi abbiamo lanciato questo invito ai residenti di servirsi del mercato di Rialto proprio per supportare le attività e fare sì e dare proprio un segnale che la cittadinanza vuole la vita di questo posto. Dalla mobilitazione di Venezia una campagna invece che parte nelle spiagge, parte da Jesolo, la campagna dell'ULSS contro i tuffi dai pontili. Il cartello vicino al pontile parla chiaro, pericolo, vietato tuffarsi, ripetuto anche in inglese, ma alle volte non serve a nulla. Capita che qualche turista lo ignori. Il fondale a lato dei pontili in realtà è molto basso e gli incidenti, spesso gravissimi con ragazzi rimasti paralizzati, sono frequenti. Quest'anno a Jesolo i feriti per colpa di un tuffo ammontano a 4. Ecco allora che l'ASL 4 ha deciso di far partire una campagna di sensibilizzazione sui rischi dei tuffi dai pontili. È importante far capire, in particolare ai più giovani, come certi comportamenti, magari fatti senza pensare, possono avere delle conseguenze che si pagano per il resto della vita.
questo fenomeno che interessa soprattutto giovani, giovanissimi e soprattutto dei paesi dell'est che non conoscono il nostro mare. Tuffarsi da un pontile a quell'altezza là vuol dire rischiare la vita, vuol dire passare la vita in una carrozzina per il resto dei propri giorni. Sempre nell'ottica della prevenzione è andata in scena una dimostrazione sull'efficacia della rete di soccorsi sulla spiaggia e in mare in caso di emergenza. In spiaggia sono andate in scena 2 simulazioni: il soccorso ad una persona colpita da arresto cardiaco da parte del personale addetto al salvataggio di Jesolo Turismo, prontamente rianimata con utilizzo del defibrillatore e affidata alle cure del SUEM. Poi l'intervento della Guardia Costiera con recupero di una persona colta da un malore in alto mare e affidata ai bagnini per il trasporto a riva, per essere quindi presa in carica a terra dal personale del SUEM e una volta stabilizzata trasferita in ospedale per le cure del caso. In questo sistema la Guardia Costiera è attiva e opera 24 ore su 24 con unità e personale altamente qualificato per prestare soccorso in mare e affidare il malcapitato alle cure del 118 grazie ad un protocollo d'intesa che qui in Veneto è stato siglato con le ASL. In caso di emergenza in mare comunque è importante chiamare il numero blu 1530 che è un numero gratuito che può essere raggiunto sia da cellulare che da rete fissa. Era scomparso, spaventato il giorno dell'incidente nel quale purtroppo la sua padrona aveva perso la vita a inizio mese sulla tangenziale di Mestre, ma adesso il cagnolino maltese di questa padrona è tornato a casa. Qui c'è proprio il cagnolino arrivato, l'ultimo arrivato di questa mattina, che è un maschietto. Eccolo qua. È un maschietto che è stato ritrovato a Mestre, è stato recuperato dai servizi veterinari dell'ASL 3 che operano su tutto il territorio. Eccolo il maltese bianco trovato solo a zigzagare questa mattina e senza guinzaglio lungo il terraglio nei pressi di Villa Salus a Mestre. In tanti hanno chiamato rispondendo al nostro appello di inizio mese corrente. Si pensava infatti fosse lo stesso maltese bianco avvistato lungo la tangenziale di Mestre a breve distanza dal luogo dell'incidente dove ha perso la vita la sua proprietaria, la 59enne padovana Maria Teresa Barbieri. Immediatamente portato dai volontari dell'EMPA di Mira, dopo aver chiamato anche gli agenti della Polstrada, la notizia che il maltese in questione è da giorni rientrato a casa in compagnia dei familiari della padovana tragicamente scomparsa. Sì, molti hanno commentato sulla nostra pagina Facebook proprio chiedendoci se di verificare se si trattasse di quel cagnolino. Fortunatamente invece i 2 cagnolini sono stati entrambi riconsegnati alla famiglia, ai familiari della signora scomparsa. Uno dei 2 cagnolini era stato recuperato lì sul luogo dell'incidente dai servizi veterinari ed era stato poi portato qui e lo abbiamo riconsegnato noi alla famiglia. Questo è un altro maltese con microchip ma ancora in cerca del suo legittimo proprietario. Chi lo avesse smarrito può rivolgersi ai volontari del canile dell'EMPA di Mira. Ecco, è importante che l'appello giri nella zona di Mestre. Noi, come dicevo, lo abbiamo fatto, l'abbiamo già pubblicato e fatto girare sui canali social che sono, bisogna dirlo, questo è importante, una delle strade più veloci per ritrovare il proprietario degli animali smarriti. Complimenti ai volontari dell'EMPA e noi ci salutiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bellissima giornata sulle nostre regioni, quasi del tutto assenti le precipitazioni. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, sarà dunque una splendida giornata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque grazie alla costante presenza dell'alta pressione africana. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, sempre grazie all'anticiclone africano. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 21 gradi, le massime invece oscilleranno tra 32 e 35 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale, tuttavia, sarà possibile, specie al pomeriggio, sui settori alpini di confine. Sempre bel tempo altrove. Temperature minime tra 18 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 33 e 35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.